è aperto per tutti voi allo 02 92 94 7222 e potete inviarci le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi al 340 670 9659. A commento dei fatti del giorno avete ascoltato i Trans Europa Express con Veramente Amore, sigla di Domenica in 1979-80. L'autore chi poteva essere secondo voi? L'ha inventato lui, sempre lui, niente meno che il maestro Pippo Caruso. Allora, buongiorno, le 9:44 minuti e 8 secondi. Antonino Danna al microfono qui con voi. Saluto sempre in regia Davide e Francesco che insomma ci danno una mano ad arrivare in cima all'antenna e proiettarci poi sui vostri ricevitori. È vero, quando si chiamavano ancora ricevitori, mo si chiamano smartphone, Alexa, canale 252 del digitale terrestre, Twitch, YouTube, Facebook, app, noccioline, caramelle e ovviamente il sito radiolibertà.net. Bello sto pezzo, anche bella l'animazione del mitico Bruno Bozzetto che faceva questa parte a cartoni animati della sigla di Domenica Indie allora. Invece meno bello quello che ha detto, siamo qui sull'ANSA, quello che ha dichiarato poco fa il Pentagono. Gli USA sono pronti a difendere il territorio della NATO dopo la breve incursione del missile russo in spazio aereo polacco. Gli Stati Uniti sono pronti ad adempiere ai propri obblighi di protezione ai paesi NATO, compresi quelli relativi agli attacchi missilistici russi che potrebbero minacciare la Polonia. L'ha affermato il Pentagono, ma abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Buongiorno, sono Sergio da Torino. Buongiorno. Dunque, Sergio. Buongiorno. Dunque, qui in Piemonte, come a Roma, praticamente hanno governato tutti i partiti, dai 5 Stelle alla Lega, dal PD a Forza Italia, da Fratelli d'Italia a Renzi, insomma si sono alternati tutti. Il risultato è che per fare un ecodoppler alle carotidi, il primo posto libero è febbraio 2025 partendo da Torino a Domodossola. Tutto questo non solo grida vergogna al cielo, ma qualcuno mi deve spiegare perché io d'ora in avanti devo andare a votare, porca d'una miseria. Beh, l'alternativa qual è? Accettare che comunque decidano gli altri al posto tuo? Cioè, se noi siamo qua seduti tutti a un tavolo, no? Siamo seduti tutti a un tavolo alla radio, provate a immaginare la radio come un grande tavolo, no? Ci siamo tutti noi, sparsi dall'Italia, dalle Alpi all'Ilibeo. Io non vedo voi, ma voi vedete me, mi ascoltate, insomma, non vi conosco di persona, però so che ci siete. Allora, supponiamo che stiamo decidendo dove si va stasera. Io dico che andiamo in pizzeria e ci mangiamo la pizza con l'ananas. Gesù perdona quelli che mangiano la pizza con l'ananas. Ma comunque, diciamo che io sono impazzito e dico sta cazzata. Stasera andiamo tutti in pizzeria e mangiamo la pizza con l'ananas. Chi è d'accordo? E tutti si astengono. Chi ha deciso? Io. Quindi stasera si mangia quella porcata di pizza con l'ananas. È la stessa cosa con la democrazia. Altra telefonata, pronto, chi è là? Sono io, buondì. Buondì. Telefono da Como. Io volevo prendere il discorso della scuola di... Prego. Ecco, allora, se vogliamo lo Stato laico, loro aboliscono il Natale, aboliscono qui, aboliscono là. Togliamo tutte le feste religiose e si lavora sempre. Si mantiene le feste il 25 aprile, le feste nazionali, il 2 giugno, quello che è. Il resto si elimina, perché così diventiamo troppo laici. Poi un'altra cosa, visto considerato che stiamo andando noi verso un sistema musulmano, perché non applichiamo le loro leggi? Così ci libereremo, svuoteremo un po' le carceri, perché gli spacciatori là li mettono al muro, i ladri gli tagliano la mano e chi prende a bere alcolizzati gli dà accesso frustato in pubblico. Se poi ci sono gli adulteri vengono lapidati in pubblico con i sassi. Perché non applichiamo quella legge lì, visto che noi andiamo verso di loro, non loro che si integrano a noi, dobbiamo integrarsi noi verso di loro. A casa mia ospita una persona,
fa quello che dico io a casa mia, non Ci io di mancherebbe. uguale a quello che vuol fare lui. Ecco, poi l'ultima cosa, Prego. riguardo alle automobili, ecco, noi ogni 2 anni facciamo la revisione delle autovetture Già. con le tabelle stabilite da loro. Perché ci proibiscono di girare? Allora toglieteci la tassa, visto e considerato che io vi pago, sarebbe un furto di Stato questo, che tu mi fai pagare e non mi fai pulire del mezzo. Ecco, ti ascolto per radio, buona Padania. Ma amico mio, purtroppo tu hai estremamente ragione, soprattutto per quanto riguarda la questione del bollo, la revisione e così via, ma credo che ce lo siamo detti tante volte. In Italia avere la macchina è un'ammissione di colpevolezza a prescindere. Scusate, io ho 44 anni, li compio d'agosto, ma voglio dire, chiunque abbia almeno 25-30 anni lo sa. In questo paese, quando mancano i soldi, cosa rincara sempre? A benzina e i sigaretti. Traduzione, la benzina e le sigarette. O mi sbaglio? Sempre lì siamo. Noi siamo il bancomat dello Stato. Noi che abbiamo l'automobile, bruciamo la benzina, inquiniamo, prendiamo le multe, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo noi che campiamo lo Stato in caso di necessità. Altre 2 chiamate, pronto chi è là? Pronto? Sì. Sì, pronto, buongiorno, chiamo da Trieste. Volevo per rispondere a quel signore che di Torino che deve aspettare un paio di mesi. Esiste una legge in cui se il tuo medico curante ti dice che entro un tot numero di giorni devi fare questo esame, se la sanità pubblica non riesce a darti i tempi giusti, puoi andare in privato e farti rimborsare. Questo è bene che la gente lo sappia, che vada a informarsi nei propri distretti. Esiste una legge che ti rimborsano i È soldi. vero, ne parla Mario Giordano stamattina sulla Verità, è proprio così, bravo. È proprio così. Altra telefonata, pronto chi è là? Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbietino. Quella grande, dici tutto. Buongiorno. Ascolta, riguardo alla faccenda delle prenotazioni per le visite mediche, le analisi, i controlli che la gente deve fare, ma viene sempre posticipata anche di 6 mesi, 1 anno, è una cosa vergognosa, diciamo la verità. Poi non entriamo nei tecnicismi di quello che si può fare o non si può fare. Però il signore di Torino aveva fatto una premessa qui e dice hanno governato tutti. E praticamente lui dice ma cosa vado a votare se qui non cambia mai niente nonostante voti una volta la sinistra, una volta la destra, una volta il centro. Io quello che dico, che vorrei capire, e i nostri politici dovrebbero dirci come mai non riescono a razionalizzare la questione delle visite mediche, perché non è possibile che tu pagando ce l'hai dopo 2 giorni e invece pagando le tasse ce l'hai dopo 1 anno. Dai Antonino, qui c'è sotto una faccenda losca per cui vogliono far guadagnare i medici attraverso le tasche degli italiani. Allora quello che dico io, basta fare una legge semplice. Lo Stato italiano non mi garantisce la visita medica? Lo Stato italiano mi rimborsa totalmente la visita medica, non il 19%. E comunque questa è una questione che ha a che fare con la salute dei cittadini. C'è tanta gente che non si cura più perché non ha i soldi. Un pensionato a 1.000 euro al mese non può pagare la visita di uno specialista a 200 euro. È una cosa vergognosa. È vero, è vero. Questa è la voce dell'Italia. L'Italia è quella vera, non quella artefatta della ZTL. Altra telefonata, pronto chi è là? Non ne abbiamo più? E allora se non ne abbiamo più, noi procediamo oltre. Comunque 340-670-9659 se volete intervenire, se volete dire la vostra. Intanto vi leggo qualche zappa che è arrivata qui. Ordunque, Beppe e Mario mi scrivono, Beppe scrive, ciao Beppe, buongiorno Antonino, buongiorno a te. Io dico che il Presidente della Repubblica questa volta l'ha fatta grossa, legittimare un'azione così grave, chiudere una scuola per rispetto al Ramadan quando a casa loro ci bruciano le chiese o ci tagliano le mani, mi sembra veramente assurdo. Noi cancelliamo il Natale, togliamo i crocifissi, tutto per adeguare noi a loro quando dovrebbe essere il contrario. È veramente vergognoso. Ancora Mario, comunque anche la vicenda Pioltello si chiude all'italiana, non si chiude per Ramadan, ma si chiude lo stesso. Altra telefonata, pronto chi è là? Era timido. Allora, riprova, tanto il telefono è aperto e ti aspettiamo.
Ragazzi, vedete qua, ecco, ci siamo. Pronto? Pronto Antonino? Buondì. Buona Pasqua a te e a Ciao tutta la Mimmo, buona redazione. Pasqua. Senti, ti volevo dire, noi, i nostri nonni hanno dato la loro vita per darci uno straccio di democrazia. Noi abbiamo 2 volte nella nostra vita la possibilità di andare al voto, quindi ci è stata data la possibilità di votare e c'è stata la possibilità di andare in una riunione di condominio e di esprimere il nostro parere. Queste 2 opportunità, se noi ce le giochiamo, e nel senso di dire vabbè, sono tutti uguali, sono tutti ladri, sono tutti delinquenti, sono tutti malevoli, io non faccio niente, non abbiamo il diritto di aprire bocca dopo e di esprimere il nostro giudizio, perché ci è stata data quell'opportunità, li abbiamo messi tutto sullo stesso piano e ci siamo elevati a giudicare. Ma l'opportunità di andare al voto ci permette, guarda, io ti faccio un solo esempio e poi ti lascio e ti ringrazio. Un esempio: signora, ma come mai voi, vostro marito, non siete andati a votare? Faccio io a un'amica, a una persona che conosco nel quartiere dove abita. Sapete perché? Perché io con 2 bambini dicevo il reddito di cittadinanza ce l'hanno tolto perché ti hanno detto che ci danno il posto di lavoro a mio marito. Ah, così hanno detto, e voi andate a votare e esprimete il vostro giudizio. Perché non siete andati? Il voto dice no, vabbè, quello ci danno il posto. Allora subentra la cosiddetta ignoranza mediatica. Cioè, nel senso che a me mi hanno messo nella condizione di dire, ma mediaticamente, io non ci capisco niente di politica, però mi hanno detto, ma che vai a fare andare a votare? Tanto dopo, nel momento in cui ti tolgono il reddito di cittadinanza, visto che tuo marito piglia 850 euro al mese, avete 2 bambini, pagate 450 di affitto, e con altri 450 vi arrangiate. Ma arrangiate che cosa? Che cambiate signore, cambiate qualcosa? È 1 anno e mezzo vi hanno dato il posto di lavoro a vostro marito? No, signore, non mi hanno dato nessuno, non ha fatto nessun concorso e non l'ha chiamata nessuno. E allora era lì che si voleva arrivare. E quindi l'esempio che io pongo è che la stragrande maggioranza di persone che in quest'anno e mezzo hanno scioperato, operai, tutti adesso addirittura si mettono per fatti politici anche nelle università. Voglio dire, tutti coloro i quali la stragrande maggioranza non è andata al voto, ma che fate sciopero se voi non siete andati a votare e non avete detto nel momento in cui sapevate, perché vi è stato promesso qualcosa? E allora noi cambiamo da 40 anni con le promesse, va bene così, e continuiamo a campare con le promesse, però quell'occasione che ci è stata data dai nostri nonni noi non la sfruttiamo. Io la penso così, magari mi sbaglio. Ti rinnovo gli auguri e ti saluto, Antonino. Ciao Mimmo, no, il concetto è giusto, la democrazia è partecipazione, se tu non partecipi a questo dibattito, se tu comunque non dai il tuo contributo, è molto facile dire vabbè, tanto sono tutti uguali significa favorire appunto i ladri e i fancazzisti. E questo non è giusto, perché non è vero che sono tutti uguali, non è vero. Ci sono i figli di mamma che si fanno un culo quanto una casa, che studiano, che si impegnano, che ci credono davvero, e ci sono quelli che vanno a scaldare la sedia, che non è propriamente un'attività meritoria quando è pagata soprattutto 10.000 euro al mese. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto, buongiorno, Dino da Bassano del Grappa. Buongiorno Antonino. Benvenuto. Sì, anch'io volevo protestare sulla sanità. Io dunque chiamo dal Veneto, qui sempre governato dal centrodestra, e c'è il boom di nascita di cliniche private, questo è il segnale evidente che la sanità non va. Io parlo qua dell'ospedale di Bassano del Grappa, vedo anziani disperati, idem per le liste d'attesa, che si rivolgono a Rete Veneta, alla rubrica e io chiamo Rete Veneta, dobbiamo far intervenire la nostra TV locale per capire i motivi di queste allungaggini di tempi interminabili. Dopo un'altra cosa, non ci sono medici dunque di base. Abbiamo l'ospedale di Vicenza, il boom di codici bianchi, perché è ovvio, se uno sta male non ha il medico di base oppure deve prenotare per avere un appuntamento dal proprio medico di base, è ovvio che uno si sta male in casa agli ospedali. Questa è la situazione di cui i politici proprio sono anni luce molto distante dai cittadini. La ringrazio e buona giornata. Prego, altra telefonata, poi le rispondo. Pronto? Pronto? Sì.
Sì, ciao, buongiorno. Sono Benvenuto. Gianfranco, chiamo da Genova. Ciao, buongiorno. Sì, posso dire una cosa, non sono molto d'accordo su quello che avete detto sulla questione della scuola che avrebbe chiuso per festeggiare il Ramadan. Il preside, mi ricordo, insomma, ha spiegato piuttosto chiaramente il perché, cioè, nell'autonomia scolastica ci sono dei giorni che vengono che l'istituto può dare di festa in determinate situazioni. Quella era una situazione in cui più della metà degli studenti di religione musulmana non si presenta a scuola per il Ramadan, e viene dato un giorno di festa in modo che poi questo giorno possa essere recuperato da tutti. A me non sembra, cioè, ora io capisco la polemica politica che è legittima, però strumentalizzarla in questo modo mi sembra un po', cioè, bisognerebbe raccontarla un po' giusta alla gente la cosa. Poi io, ripeto, non ne faccio un discorso di religione, sono ateo, quindi non ho particolari interessi per la religione islamica, tantomeno per quella cattolica. Però, cioè, nel pieno rispetto alla libertà di tutti, io credo che sia giusto raccontarla per il giusto. Poi la polemica politica, per carità, è sacra, facciamola, però un po' di onestà intellettuale in questa cosa secondo me ci vorrebbe. Poi, per carità, vi ascolto per radio e grazie per lo spazio che mi avete dato. Ecco, vedi, tu sei ateo e il fatto religioso non ti interessa, che poi in realtà anche l'ateismo è una posizione religiosa, se ci guardiamo un attimo, se ci pensiamo un attimo. Però ti vorrei fare presente questa cosa: a te non interessa la questione religiosa, sei liberissimo di farlo, tra l'altro, perché è uno dei diritti che in Occidente c'è. All'Islam no, all'Islam invece la tua posizione religiosa interessa. E quando vanno al potere loro, tu sei il primo che muore insieme con gli apostati e i gay e i cristiani che non si convertono. Perché a Gaza oppure nell'Iran, e non è tanto facile essere atei o cristiani o essere apostati, cioè abbandonare la religione islamica e convertirsi a un altro credo. Vedete, la verità, qui non è una questione di strumentalizzazione politica. Genova, se non sbaglio, ha San Giorgio come patrono, no? Quindi la festa si fa per San Giorgio, che se non sbaglio è il 23 di aprile. Però Genova ha anche una grossa comunità di calabresi di Pizzo Calabro che sono imbarcati. Sostanzialmente Genova è una frazione di Pizzo Calabro, perché ci sono più pizzitani a Genova che a Pizzo Calabro. Ora, la festa patronale a Pizzo Calabro è San Francesco di Paola, il 2 aprile, che è patrono della gente di mare. Supponiamo che in un istituto di Genova, l'istituto, chiamiamolo Goffredo Mameli, c'è il 60% di genovesi e il 40% di pizzitani. Però, siccome appunto la comunità pizzitana è una comunità molto grossa, molto forte, molto presente in città, allora la preside dell'istituto decide che il 2 di aprile la scuola chiude perché è la festa dei pizzitani. Questo è quello che è successo a Pioltello, con una differenza: che i pizzitani e i genovesi sono entrambi cristiani. Questa è la differenza. Pausa, torniamo subito. Facciamo però 30 secondi di pausa, visto che so che ci sono 2 o 3 telefonate in coda, mi scuso con voi. Stacco breve e torniamo. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Sì, rientro. E rieccoci esattamente sempre nel filo diretto di Radio Libertà, alle 10, 2 minuti e 53 secondi. Allora, visto che ci sono le altre telefonate, allo 0292947222 siete i benvenuti. Pronto, chi è là? Piero, Pronto? ciao, Antonino, sono Piero dalla Romagna, ciao. Uè, grande Pier, che mi dici? Antonino, ciao caro. Allora, padre, condivido pienamente tutta l'analisi. Volevo intervenire sulla vicenda della scuola, anche perché non te l'ho mai svelato, ma io sono un sindacalista dei docenti,
non dico quale sindacato, ma come hai già capito non dei tre, i magnifici tre vabbè, grazie a Dio in Italia l'associazione sindacale è libera, quindi sì, no, ma ben venga il sindacato libero. Ti posso dire che anche il mio sindacato è stato il primo in assoluto ed è il più rappresentativo nelle superiori. Allora, in Lombardia il problema va risolto così. L'hanno fatto anche qui in Emilia Romagna. Figurati se in Emilia Romagna non hanno dedicato delle classi dove andare a fare le cosine lì religiose del Ramadan. Qualcuno l'ha fatto, non tanti, forse avrebbero sperato di più, ma sai per quale motivo? Perché le festività lo decide il Consiglio regionale. Non escludo che prima o poi questi qua, se non gli diamo una bella suonata, cercheranno di tirarla fuori. Quindi se in Lombardia lasciano l'autonomia, allora l'autonomia scolastica, due parole velocissime, nasce poco dopo il 2000 e fu una scelta proposta positiva, perché diceva le scuole sono inserite nel territorio, devono avere una loro logica, i docenti sono comunque dipendenti dallo Stato, diciamo il territorio ha una prevalenza e non è sbagliato, sia dalla primaria fino alle superiori. Qual è il problema? Che su queste scelte tu non puoi lasciare che sia un consiglio di istituto. Altra cosa che va chiarita, non è il dirigente che decide, certo il dirigente influenza il consiglio di istituto, ma nel consiglio di istituto dovete saperlo, se non lo sapete ve lo dico, ci sono rappresentati i docenti che sono la componente più grande, i genitori, gli studenti, i laboratori ATA si chiamano, quindi collaboratori scolastici eccetera, e il dirigente. Certo il dirigente manovra, spinge, però la decisione deve essere presa da tutti. È chiaro, infatti avete visto che è stato richiamato perché non c'era bla bla bla. Allora, io ritengo che su questioni come queste le autonomie scolastiche debbano aver diritto solo a 2 giorni. Qui, per esempio, in Emilia Romagna hanno 2 giorni. 2 giorni che può decidere autonomamente la scuola, ma non c'entra nulla con le festività religiose, eccetera, perché quelle vengono decise a livello centrale, sia su proposta del Ministero che delle singole regioni. Ecco, quindi tutta questa polemica salta fuori, e lì ha ragione la Sardone, perché loro appositamente hanno voluto forzare il blocco in una situazione in cui gli era favorevole per scatenare tutta sta roba qui. E adesso sentiamo i vari maestri della religione che ci dicono faremo dappertutto, ma non fai niente, non me ne frega niente. Intanto va chiarito una cosa, quando si parla di 40% di studenti musulmani, allora le famiglie di origine, però non è detto che siano intanto tutti della stessa etnia, sono molto diversi fra loro, che tutti lo vogliono. Ci sono tantissimi musulmani che devono avere il crocifisso in classe o meno non gliene può fregare meno, e però tu se sei una scuola cristiana, cioè in un paese cristiano, lo lasci, ok? Quindi io direi che più che il 40 sarà stato il 20. E poi il problema drammatico, e qui ti lascio un pochino perché credo di aver rubato molto tempo, è che a porre questa questione non sono loro, ma sono gli italiani, sai come si dice da queste parti, zob test, giù di testa, che non hanno capito quali problemi abbiano. Se un bambino un giorno non va a scuola perché sta a fare un rito, perché digia o perché non gliene frega niente di andare a scuola, non potrà andarcela, ma sai quanto perde dell'educazione o delle conoscenze quel giorno lì? Vabbè, dai, un abbraccio, approfitto anche per farti i migliori auguri di una Santa Pasqua, a te e a tutti. Grazie, auguri anche a te carissimo Piero, un abbraccio grande. Allora, adesso andiamo altre 2 telefonate, pronto chi è là? Pronto? Sì. Sono io, sì, sono Giuseppe Chioresi. Benvenuto. No, io volevo intervenire a proposito di quel signore lì che ha detto che lui è ateo, no? Sì. E ce ne sono tantissimi di atei, naturalmente in Italia e anche all'estero. Io vorrei chiedere a quel signore lì chi ha fatto tutto quello che tutti i giorni lui si sveglia, vede il sole, c'è la pioggia, c'è il vento, no? C'è la neve d'inverno. Cioè, tutto quello che c'è praticamente, che vede, che pesta tutti i giorni, sono sotto le sue scarponi, chi l'ha inventato, chi l'ha fatto, chi l'ha generato, perché se solo si rendesse conto di quante cose non sa, ad esempio la Terra gira intorno a se stessa alla velocità
di 1600 km all'ora, no, tu ti accorgi, no, giri intorno al Sole a della velocità di 106.000 km all'ora, non all'anno. Va bene, tutto questo bisognerebbe inculcare nella mente di quegli altri lì che sono convinti di che cosa non si sa. Vabbè, comunque, grazie a Dio siamo in una nazione libera e come tale si può essere anche atei. Poi vedi, l'ateo comunque è quello che prende probabilmente la parte anche più dura della scommessa di Pascal. Pascal cosa dice? Se io scommetto che Dio c'è, se vinco ho vinto tutto, se non vinco non ho perso niente comunque. Ma prova a immaginare, partire e dire no, io scommetto che non c'è. Se poi arrivi dall'altro lato e te lo trovi davanti, che fai? Altra telefonata, pronto, chi è là? Vediamo un po' se c'è qualcun altro, insomma, vediamo un po' che cosa. Sì, pronto? Ciao Antonino, Nando da Pioltello. Ciao Nando, come stai? Sento che arrivano un po' di telefonate stile Radical Chic della ZTL anche a Radio Libertà, no? Non voglio far polemiche, ma siccome a Pioltello ci abito dal 6 novembre 86, certe situazioni le ho viste prima, le ho viste dopo. Il quartiere di Seggiano, che non è un quartiere multietnico, è Monfalcone, Molenbeek, islamizzato, è anche un quartiere operaio, un quartiere di pendolari in gran parte che vanno via la mattina, tornano la sera, e anche quelli che lavorano vicino a casa lavorano in imprese di polizia, nei supermercati, nel movimento merci. È tutta gente, quelli non musulmani, che se gli chiudi la scuola non sanno proprio dove mettere i figli, perché magari quei bambini lì, i nonni ce li hanno in Calabria piuttosto che in Campania, piuttosto che negli Abruzzi, piuttosto che in Polonia, piuttosto che in Sud America. E un'altra cosa abbiamo visto in passato, con tutta sta gente non sapeva dove mettere i figli. Andando su per la strada dove c'è la famosa scuola, per 500-600 metri, su per via Monza, arrivi di fronte a Piazza Garibaldi. E proprio perché tanti genitori non si potevano curare di bambini che non avevano i nonni, di fronte a Piazza Garibaldi fino a 25-30 anni fa c'era una sala giochi famosa in tutta la Lombardia, come ritrovo di pedofili che andavano lì ad adescare questi ragazzini meridionali per farsi i loro porci comodi. Quindi nel momento che chiudi le scuole e lasci i bambini per casa, devi affrontare tutta una serie di situazioni di degrado che per raccontarle tutte dovrei stare qui al telefono delle ore. Un ragazzino di 17 anni che lavorava in una cooperativa sociale, una volta con le lacrime agli occhi nell'87 mi ha raccontato che quella cooperativa gli aveva salvato la vita, perché aveva un fratello più grande che vendeva eroina, i genitori, povera gente, pur essendo incensurati, davano ragione al fratello più grande che voleva coinvolgere anche il minore a spacciare eroina, perché quello almeno portava a casa i soldi. Nel momento che il minore è andato a fare il giardiniere nella cooperativa sociale l'hanno lasciato in pace. Qui a Pioltello abbiamo avuto delle situazioni di degrado che la gente neanche si immagina e che si stanno ripetendo, perché abbiamo una classe politica che chiude gli occhi, che specula su queste situazioni, con affitti, subaffitti di muri per i negozi, per le botteghe etniche, per le macellerie islamiche, per gli appartamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Una situazione, se venisse la luce, qua a Pioltello finisce come a Bari, Antonino. Ciao. Grazie a te Nando, dovrebbe esserci credo un'altra telefonata se non sbaglio, quindi nel caso la prendiamo molto volentieri perché vedo che il tema Pioltello è un tema molto caldo, molto sentito da voi. Vi dico una cosa allora, nel 2021 la Suprema Corte di Cassazione con le sezioni unite sentenza 24.414 del 2021 è vero che rese possibile, facoltativa l'esposizione del crocifisso nelle aule per quanto riguarda la scuola, però la Corte osservava anche questo. Al crocifisso si legano in un paese come l'Italia l'esperienza vissuta di una comunità e la traduzione culturale di un popolo. Quindi noi non possiamo non dirci comunque il prodotto del cristianesimo, se posso citare indirettamente Benedetto Croce.
Questa è la nostra identità. Molto semplicemente, caro imam che ci viene a dire che Pioltello è faro di civiltà. L'Italia è un paese frutto del cristianesimo, piaccia o non piaccia, ma questa è la nostra storia. Altra telefonata, mi sa che c'è forse. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo dal Veneto. Benvenuto. Vorrei fare una premessa. Sì. I dati dicono che nel 21-22 il 61% della ricchezza mondiale prodotta, il 61%, è andato a appannaggio l'1% della popolazione. Questo perché? Perché i padri costituenti, e cito, non è una mia idea, cito, erano troppo intelligenti per pensare che il fascismo fosse la causa di tutto. La causa di tutto era il divario sociale che ha prodotto il nazionalsocialismo e il fascismo. Sono un prodotto del divario sociale. Ora abbiamo un 1% che domina e spadroneggia sulla restante popolazione. Quello che succede a Pioltello e quello che succede giornalmente in ogni causa, in ogni fatto che succede, è dividere il 99% della popolazione che, se prendesse coscienza di se stessa, capirebbe che l'unico guaio è quell'1%, perché sia Pioltello, invece di essere dei poveracci da una parte e dei poveracci dall'altra, ci fosse gente che ha un lavoro che gli permette di vivere dignitosamente senza bisogno di, allora non ci sarebbero di questi problemi. Io credo che parlare di Pioltello possano parlare quelli di Pioltello. Tutti gli altri parlano per sentito dire, come parlano per sentito dire della Russia, come parlano per sentito dire del Covid, come parlano per sentito dire dell'emergenza ambientale. Abbiamo gente che parla di tutto senza avere coscienza di niente. Io credo che unire la gente nella consapevolezza che i nostri veri, effettivi nemici sono quell'1% che ci domina, porterebbe solo pace e prosperità a tutti. Grazie, ti ascolto per radio. Chiedo scusa, lei è di Pioltello? No, il signore era del Veneto, quindi perché parla di Pioltello? Ecco, vedete, io non capisco questi discorsi che vengono fatti. Non potete parlare della Russia se non ci siete stati. Non potete parlare di questo se ne... Ma chi cazzo lo dice? Ci si informa e ci si fa la propria opinione. Non vedo dove sia il problema. Detto ciò, resta un fatto. A me anche questi appelli, l'odio contro i ricchi. La ricchezza non è un reato. La ricchezza è un reato quando non ricade nel bene comune, come dice la dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Ma detto ciò, Pioltello non mi sembra un posto di poveri. Siamo nella cintura di Milano. Siamo nel bel mezzo dell'Europa, siamo nella Mitteleuropa. Qui non è la questione di avercela con i ricchi oppure no. Qui la questione non è i ricchi da una parte, i poveri dall'altra, noi e voi. Il punto è, molto semplicemente, c'è qualcuno che per un malinteso senso di accoglienza, o se vogliamo, e questa è una cosa che io noto drammaticamente dal 7 ottobre in avanti, dal 7 ottobre 2023, questo paese sta subendo un'islamizzazione che non è strisciante. Perché come già ora io devo sentire, vabbè, ma tanto facciamo fare festa agli indù, facciamo fare festa ai musulmani, facciamo fare festa a tutti, e domani, questo significherà che a Pioltello si fa così, poi si chiude di qua, poi diventa, e vabbè, però in Calabria mangiate la carne di maiale, la carne di maiale è impura, quindi non si può più mangiare. Poi diventerà, e vabbè, però che fate? Le vostre donne vanno in giro come le troie perché si mettono la minigonna inguinale, si pittano, si fanno la permanente, abortiscono, fanno tutte ste robe. No, le nostre vanno velate qua e là, ed eventualmente se il marito ha i nervi un po' girati gli fa anche una passata di cazzotti. E quindi che si fa? Ci adeguiamo, così finalmente potremo pestare le donne. Che bel momento di integrazione e di civiltà poter pestare una donna.
Cioè, capite? È tutto, non puoi vendere la tua identità, non puoi vendere te stesso in nome di un malinteso senso di accoglienza. Io sono io e tu sei tu che mi stai ascoltando, perché io sono l'unico individuo al mondo che ha la mia storia. Ma se ora io piglio e dico no, io non sono più Antonino Danna, e chi cazzo sono io? Mo? Boh, niente, sono nessuno. E se sono nessuno, chiunque può riempirmi di forma. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì. Pronto, buongiorno Antonino. Scusami, Buondì. sono un po' fuori tema, però volevo una tua opinione. Io sono tornata domenica da un tour in Andalusia, per cui ho visto tutte le città del sud, sono stata via 10 giorni. Ora volevo dirti che non ho visto assolutamente quello che tu vedi nelle nostre città, che si sono ridotte una discarica, non ho visto tutto il meticciato che vedi, che droga e non droga, gente stravaccata per terra. Invece ho visto pulizia, non una città per terra, ho visto parchi meravigliosi non abbattuti per magari fare le piste ciclabili come si fanno a Milano. Cioè, ho visto veramente un ambiente che mi sembrava di essere tornati indietro 20 anni fa. E ma è possibile che loro, che sono comunque spagnoli, hanno una situazione del genere e poi portano le loro navi con gli immigrati qua da noi, però loro non se ne vede nessuno in giro? Se riesci a darmi una spiegazione, perché io non me lo spiego. Sì, la Ciao, risposta ti è molto ringrazio. semplice. Buongiorno. Grazie intanto signora. La risposta è molto semplice. La Spagna, quando era una dittatura da fogna, aggiungiamo, quella franchista, nel 1960 con il desarrollo, col miracolo spagnolo, perché in Italia in Europa c'erano due miracoli economici, uno era quello italiano e l'altro quello spagnolo, favorito dai tecnocrati dell'Opus Dei. Nel 1960 la Spagna decise di aprirsi al mondo diventando un enorme villaggio turistico. Per diventare un enorme villaggio turistico, la Spagna lanciò questa campagna pubblicitaria che diceva Spagna è differente, Spain is different, la Spagna è diversa. E soprattutto il concetto era, attraverso la televisione, venne lanciata questa campagna pubblicitaria dove si vedevano varie situazioni, i paesi, le città e così via, e c'era quello che sporcava per terra e allora arrivava paternamente la voce del censore franchista che diceva no se hace así, mantenga limpio su hogar, mantenga limpia Spagna. Cioè veniva giocata sotto il profilo dell'ideologia, quello che volete, la costrizione qual era? Mantieni pulito il luogo in cui in cui vivi e mantieni pulita la Spagna. E si facevano addirittura le pubblicità per invitare gli spagnoli ad avere rispetto dei turisti, a non dileggiarli, proprio perché venivano a conoscere la cultura nazionale. Il franchismo, grazie a Dio, finisce nel 1975 con quel miracoloso processo che fu la transizione, la Spagna diventa una nazione democratica, ma nel 1980, quando la Spagna era pienamente una democrazia, era già pienamente una democrazia, era da tempo il villaggio vacanza di buona parte dell'Europa e campava di turismo. E questo ti spiega perché i servizi ci sono, funzionano e soprattutto non trovi la carta per terra. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì. Ah, buongiorno. Ciao Sono Mario. Senta, vabbè, a parte l'analisi di quello di prima, un'analisi paleomarxista, l'1%, no, manco i comunisti fanno più quei discorsi di sociologici. Questo è vero. Allora no, io volevo perché i professori di quelli lì di Pioltello sono purtroppo, caro Danna, i frutti avvelenati, va bene, sono i figli di quelli là, perché di quel momento di follia, di cretinismo collettivo che fu il 68. Purtroppo dopo la guerra ci fu un patto tacito diabolico tra democristiani e comunisti. I democristiani dissero ai comunisti: tanto voi al governo non ci potete andare per i ben noti motivi, va bene, gli altri e tutto quanto, noi ci prendiamo i posti di governo, il sottogoverno, le partecipate, le banche e cose, e a voi vi appaltiamo la cultura, tra virgolette, cultura, va bene, il cinema, il teatro, l'università, la scuola, e questo è il grande delitto di origine, che la destra ha abbandonato completamente alla sinistra
la cosiddetta cultura. Allora, che abbiamo? Adesso abbiamo come prodotti, sottoprodotti, una massa di deficienti totali, va bene, nelle università, nelle scuole, un'ignoranza totale, non sanno una radice quadrata, non conoscono la storia, ecco, si è impedito, questo sarà d'accordo senz'altro voi, per giunta a uno dei massimi intellettuali e teorici del Novecento, sto parlando di Papa Ratzinger, forse, come ha detto giustamente un cardinale, il più grande teologo dei tempi di Tommaso d'Aquino, di parlare alla sapienza, che invece della sapienza la dovrebbero chiamare la deficienza, va bene? E noi ci stupiamo di dopo aver impedito al massimo teologo intellettuale del Novecento, va bene, cioè Papa Ratzinger, di parlare, che abbiamo questi risultati qui. Ieri hanno deciso all'unanimità questi pseudo professori. Quindi si deve fare un po' di mea culpa, caro Danna. La testa si deve fare un po' di mea culpa perché ha appaltato a loro. I libri di storia fanno schifo. Io l'ho letti quelli da dei miei nipoti. C'è da vomitare addosso a questi libri, devo sporcarli di vomito per quante menzogne. Perché non solo la storia la scrive chi dice, ma se la scrivono loro. I figli del 68 e ancora quelli lì dei tempi di Togliatti che hanno occupato tutto quanto quello che era possibile occupare. E siamo a questo. Quindi io queste cose qui manco agli islamici gli do torto. Gli do torto purtroppo alla destra, nel senso autocritico del termine, perché purtroppo la cultura, il cinema, il teatro e tutto quanto l'hanno appaltato a loro attraverso quel patto diabolico alla fine della guerra tra democristiani e comunisti. Tu non mi rompi i coglioni in questo campo, io non ti rompo i coglioni in quello. È tutto qua. Chiaro. È vero, non vedo errori nel tuo ragionamento, Mario. Non ne vedo. È proprio così. Purtroppo, e poi in nome dell'egemonia gramsciana è stata occupata la cultura italiana, letteralmente occupata. C'è gente che veramente ha scritto dei romanzi o dei libri che fanno semplicemente pena, ma che sono stati pubblicati semplicemente perché avevano la tessera giusta, quella del PC. Andiamo a vedere un po' le zappe, perché siete in tanti che scrivete, io ve le leggo subito. Paola ci scrive, buongiorno Paola. 1. Sanità, le visite o gli esami medici in tempi accettabili non saranno mai possibili finché non ci sarà un sufficiente numero di medici, numero su cui i governi precedenti non hanno previsto alcuna programmazione, finché i presidenti di certe regioni non lavoreranno per permettere ai loro cittadini di curarsi in loco senza costringerli ad estenuanti viaggi sanitari verso le regioni virtuose, riducendo in tal modo ai residenti i posti disponibili per curarsi. Ahimè, è vero quello che tu dici e aggiungerei anche un'altra cosa. Qui a Zoom, questo ora è il filo diretto, ma se seguite Zoom abbiamo avuto i vari rappresentanti dei medici che ci hanno raccontato proprio questo errore di programmazione, col risultato che nel 31-32, nei primi anni 30, noi avremo un surplus di medici formati, preparati, anzi preparatissimi, i quali saranno appannaggio dei servizi sanitari nazionali del resto d'Europa, perché lavoro qui non ne troveranno. Che bello. Fabbrichiamo Ferrari e le regaliamo anziché venderle o usarle noi. Noi facciamo uscire delle vere e proprie Ferrari della medicina che vengono prese per una mangiata di pepi dagli altri servizi sanitari nazionali. Punto 2, quante volte io lo dico a Zoom quando si parla di medicina. Paola, se vuoi stasera l'appuntamento è al binario 3 alle 19:40 alla stazione di Vibo Valencia Pizzo e li puoi vedere tutti quanti. Perché? Perché a quell'ora passa l'Intercity notte che collega, che va fino a Torino, ferma anche a Milano, e domani alle 10:15 arrivano a Milano per potersi andare a curare, perché purtroppo è come dici tu. Pioltello, sempre Paola, trovo quantomeno disdicevole la risposta alla vicepreside del presidente Mattarella nel passaggio in cui scrive che la decisione di chiudere la scuola per fine Ramadan è di modesto rilievo e dice: apprezzo il vostro lavoro. Considerando l'unanimità del voto per la chiusura, ritengo gravissimi tali passaggi. A mio parere è sottomissione pura. Da insegnante ho sempre avuto più di 3/4 d'assenza a seguito della cresima, ma mai nessuno ha proposto la chiusura della scuola. Paola. Ancora, per Pioltello, cominciamo a chiamare la scuola col suo nome, non riusciamo a leggerlo, poi capiamo molto. Maurizio.
Sì, Iqbal Masih, ma Iqbal Masih, povero Cristo, è un ragazzino pakistano di 12 anni che è morto sul lavoro, quindi non è colpa di Iqbal Masih se sua madre lo ha partorito in Pakistan, non c'entra niente questo fatto, c'entra il fatto che in una scuola dell'Italia, della Mitteleuropa, perché a Pioltello fai un'ora di treno e sei al confine con la Svizzera, non è che sei in mezzo al deserto del Sahara, quindi nella piena Mitteleuropa si facciano queste cose, questi atti di sottomissione, e addirittura a Cremona la preside mandi la circolare: predisponiamo spazi di preghiera per gli studenti musulmani. Come siete voi che ogni Natale rompete i coglioni che la scuola è laica e non dobbiamo fare il presepe, e poi predisponiamo i luoghi di preghiera per gli studenti musulmani? Questo è fare le madrasse, non le scuole. Poi, caro Antonino, come scritto in Opinioni di un clown di Eric Boll, gli atei sono noiosi perché parlano sempre di Dio. Enrico da Parma che ti e vi saluta e ringrazia. Ciao Enrico. Silvio da Torino: al mondo ci sono decine di religioni, che facciamo? Chiudiamo le scuole un giorno sì o no, oppure teniamo aperto ad agosto per finire le lezioni? E chi paga la governante o la babysitter? Bella domanda. Bella domanda, ma il concetto è sempre quello. Voi perché potete dire di essere voi stessi? Perché voi e solo voi avete la vostra storia, la vostra identità. Ma ricordatevi che nel momento in cui voi rinunciate alla vostra identità, alla vostra storia, diventate né più né meno che delle bottiglie vuote, e chiunque vi può riempire e voi prenderete la sua forma. Questo è il punto. Le 10:29, anzi le 10:30 in questo momento. Abbiamo finito col filo diretto. Grazie a tutti voi per essere stati con me anche oggi. Ci salutiamo con Eli e le storie tese, amico Uligano del 1993, ma sì, torniamo indietro agli anni del liceo. Ci ritroviamo stasera alle ore 18 con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Addio piacendo, e insomma grazie a tutti per essere stati con noi, e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Adesso PG Pellegrin oltre la pagina, Semivarin all'1 con Potere al Popolo, e poi se vi va ci ritroviamo alle ore 18. Grazie a tutti e vi ha parlato Antonino Danna, a più tardi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Amico tifoso che diretti allo stadio con quegli occhi iniettati di gioia. Oh,